Sponsored by Costa Marina Case Vacanze, B&B e ristorante a Peschici Gargano. Info 348 83 29 295 costamarinapeschici.it. Impresa Valassi Fermo e Franco. L'arte di costruire e ristrutturare. www.valassiff.it. Trattoria Cantù dal 1897 all'Iforna 7 di Olginate. trattoriacantù.com. Studio dentistico Caponero Dottor Livio. Sulla bocca di tutti. caponerolivio.it. Treva Home, la tua casa vacanza sul lago di Como. 340 22 45 235 trevahome.it. Alla Silvio Piola di Novara si affrontano la squadra di casa, i piemontesi che vogliono rimanere nelle prime posizioni della classifica del Girone A di Serie C, e il ritrovato Lecco di Luciano Foschi che nella cura con il nuovo mister ha portato a casa 7 punti in 3 partite e allora vuole continuare a risalire la china, mentre il Novara non può perdere terreno rispetto alle concorrenti per la vittoria del campionato. 14°, Rocca dalla bandierina, Masini trova la schiena di un compagno, poi la conclusione di Carillo e la grande parata di Melgrati. Brivido al 14°, la più chiara occasione da gol per il Novara del primo tempo. L'azione poi prosegue ma non concretizzerà il Novara. C'è fallo poi su un giocatore del Lecco. Rivediamo l'angolo di Rocca, Masini trova la schiena di un compagno di Galuppini e poi la conclusione di Carillo che trova Melgrati prontissimo, sbroglia la difesa del Lecco. Poi il primo vero brivido dunque è nell'area dei blucelesti. Qui vogliono un tocco di mano ma Zambataro, insomma, la mano è vicina al corpo e viene colpita dopo un rimpallo sul piede assolutamente involontario, ma con braccia che comunque non è troppo lontana dal corpo. Battistini recupera palla davanti alla difesa, poi si invola il difensore bluceleste. Zambataro nello spazio, serve un Buso che sterza e realizza un gol fantastico, un Buso ritrovato, un Buso che decide e porta in vantaggio il Lecco. Grande azione dei blucelesti, tutto bellissimo a cominciare. Intanto Buso va a festeggiare insieme ai compagni, poi c'è la dedica speciale con la maglia numero 9 di Umberto Eusepi, squalificato 6 mesi. I compagni lo celebrano e lo abbracciano virtualmente. Battistini, tutto bellissimo, resiste a una trattenuta di Rocca, va via palla al piede, imperiosa l'azione di Battistini e poi Zambataro con la coda dell'occhio vede Buso che va in verticale, lo serve col destro, coi giri giusti, Buso la sterzata per andare sul mancino e diagonale che batte l'ex di giornata Pissardo. Lecco in vantaggio al 26° minuto del primo tempo. Meritato il gol del Lecco, calcio di punizione al 31°, Giudici trova la barriera del Novara e poi Girelli con una staffilata dai 25 metri, raddoppia, grande esecuzione del giovane centrocampista bluceleste numero 21 che ha il tempo di aggiustarsela dopo la ribattuta della barriera e di infilare un incolpevole Pissardo. Lo rivediamo, Giudici trova la barriera sullo stomaco di un avversario e poi Girelli calcia in maniera meravigliosa e trova un destro imparabile per l'ex portiere del Lecco. 2-0 del Lecco che dunque può affrontare la ripresa nel migliore dei modi, ma Gonzales non è d'accordo, infila centralmente la difesa del Lecco al 58° con l'esterno sinistro, buca la porta di Melgrati. Troppo tenera qui la difesa del Lecco. Il primo brivido della ripresa riapre la partita di fatto per i padroni di casa, l'eterno Gonzales. Qui Galuppini serve il numero 19 che centralmente, Girelli fa opposizione morbida, Enrici non va deciso col mancino. Gonzales beffa l'uscita di Melgrati e riapre la partita per i suoi. 2-1. C'è ancora tempo, una mezz'ora abbondante più recupero per il Novara per provare a riaprire il match e a riacciuffare il punteggio. Non riuscirà però a creare grandi occasioni. Lecco controlla bene anche grazie ai cambi della panchina. Ilari qui finisce a terra, c'è una serie di scontri, resiste Buric che ci prova, fa opposizione alla difesa del Lecco, poi Masini dentro Buric e poi la conclusione, la parata di Melgrati su Peli in 2 tempi. Qui fa una parata importantissima Melgrati, non succede più quasi nulla, il Lecco controlla e alla fine porta a casa con il brivido, perché qui Peli entra in area
controlla il pallone, mette dentro il pallone, Buric non ci arriva per poco, Zambataro va a chiudere con il brivido, il Lecco conclude, vince la partita, perché poi al 97esimo arriva il fischio finale dell'arbitro Andrea Bordin di Bassano del Grappa, vince 2-1 il Lecco a Novara, risultato al Piola importantissimo che potrebbe svoltare la stagione degli uomini di Foschi.